Oltre ai carburanti, anche le bollette di luce e gas del mese di marzo vedranno rispetto al mese precedente un aumento stimato da Confartigianato in circa il 18-20% per il gas ed il 21-24% per l'energia elettrica. Sono ulteriori mazzate per le imprese che di fatto tra gasolio, benzina, gas e corrente elettrica non ce la fanno più. Nell'incertezza del quadro geopolitico servono, secondo Confartigianato, politiche a breve ma anche a medio e lungo termine per mettere al riparo le imprese, puntando soprattutto sull'autoproduzione e l'autoconsumo di energia con il fotovoltaico. Il ruolo delle imprese è il solito, l'imprenditore si mette a disposizione del sistema paese se ne intravede anche, mi spiace dirlo perché qua si parla sempre del dio denaro, ma si intravede anche un minimo di convenienza perché gli investimenti costano e quindi gli investimenti devono avere dei ritorni. Qui il ruolo lo deve avere la politica, deve fare delle scelte, ok? Faccio l'esempio che sono sicuro in tanti condividono. Avessimo investito nelle fonti rinnovabili tanto quanto abbiamo investito in Prosecco, probabilmente adesso avremo delle bollette meno care, almeno per i cittadini. Preoccupazione espressa anche dalla CGIA di Mestre. Bene le misure per contenere il caro carburante, ma il taglio di 20 centesimi al litro non basta se si tiene presente che da inizio anno il diesel è comunque aumentato di 34 centi al litro. Situazione di grande difficoltà per gli autotrasportatori, ma anche per tassisti, bus operator, NCC e agenti di commercio. In tutto oltre 29.000 attività in Veneto, 5.400 nella Marca. Da qui la richiesta di misure urgenti a livello europeo che permettano ai Paesi membri di sterilizzare in modo strutturale la componente fiscale dei prodotti energetici, senza così compromettere l'equilibrio dei conti pubblici.